Stasera ci presenterà il programma la dottoressa Deborah Dal Basso di Montagna Leader, che è, diciamo, il curatore, l'ente curatore di questo programma e di cui Deborah è una referente molto esperta, sicuramente molti di voi la conoscono, agente di sviluppo locale e animatrice da tanti anni del GAL, che ci introduce appunto l'argomento. Successivamente interverrà il dottor Ciriani, Alessandro di Legambiente, che come dire, introdurrà il tema, e le relatrici ed il relatore che interverranno. Quindi, come dicevo, questo è il primo di un ciclo di 4 seminari. Il secondo sarà realizzato il prossimo lunedì 14 giugno, sempre con lo stesso orario, e avrà per tema l'economia del paesaggio. Il terzo seminario si realizzerà il 16 giugno, sempre allo stesso orario, alle 18, per una tutela attiva del paesaggio, partecipazione attiva e coprogettazione. Si concluderà poi questo ciclo il 21 giugno verso il Green Deal europeo, un tema di grande attualità, di cui impareremo insomma, a comprendere tutti gli elementi. Ora do la parola alla dottoressa Del Basso di Montagna Leader. Deborah, a te il compito di introdurre. Buonasera. Ecco. Eccoci qua. Bene, grazie Fulvia, grazie all'OIAL e a Legambiente che hanno organizzato insieme al GAL Montagna Leader questo ciclo di incontri. Io porto il saluto del Presidente Emanuele Parpinelli e del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la tematica ambientale, c'è da dire che il GAL da sempre, quindi dal 1998 ormai, si è occupato di questa tematica, ritenendola una tematica chiave all'interno dei processi di sviluppo locale. Noi lavoriamo principalmente nell'area rurale e montana del Pordenonese, e per cui un'area di pedemontana e di montagna. E proprio ci occupiamo di sostenere attraverso bandi e interventi dell'Unione Europea, interventi sia a favore degli enti pubblici che dei soggetti privati. Il paesaggio è sempre stato, paesaggio e territorio, sono sempre stati al centro delle nostre strategie di sviluppo, andando a declinarli nelle diverse sfaccettature, quindi parlando di agricoltura, ma parlando anche di turismo, trattando il tema dell'educazione ambientale, per esempio all'interno di alcuni scambi organizzati per le scuole con partner europei, in particolare con la Finlandia. Ricordo con piacere quando avviammo nel 99 la prima Agenda 21 locale su un territorio che copriva oltre 20 comuni. E da quel momento si è sempre cercato di inserire la partecipazione, l'ascolto e la lettura e comprensione del paesaggio e del territorio all'interno dei processi che noi abbiamo sostenuto. Da ultimo, e stasera mi fa piacere ritrovare anche la dottoressa Triches, il piano paesaggistico per quanto riguarda Lutti, Livenza, Cansiglio Cavallo, con un progetto del paesaggio legato proprio al cammino di San Cristoforo. Quindi un tema trasversale che ci ha caratterizzati e, come diceva Fulvia, caratterizzerà sempre più le politiche di sviluppo europee. Non solo a livello di politiche di informazione, di sensibilizzazione, ma anche proprio di interventi veri e propri di progettazione. Per cui da parte nostra abbiamo accolto volentieri la proposta di Legambiente, nostro socio, di organizzare questo ciclo di incontri proprio per dare l'opportunità di approfondire queste tematiche così specifiche, ma che possono diventare un reale strumento di sviluppo per il territorio se conosciute e utilizzate al meglio. Io non porto via altro tempo, rimarrò con voi circa un'oretta. Comunque siamo a disposizione come ufficio per qualsiasi altra informazione, anche sui bandi che sono aperti e si apriranno in futuro.
Grazie ancora ai relatori e a chi ha organizzato per noi questi incontri. Grazie, grazie mille Deborah. Come la passione si sente, l'attenzione, no, è presente. Io passerò la parola ora, introduco il dottor Alessandro Ciriani, che è stato, come dire, il cuore, proprio l'anima di questo programma. Membro della segreteria regionale di Legambiente, ambientalista storico, è impegnato da anni nell'ambito dell'ambiente, dei temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. Lui che ha curato tutto questo interessantissimo programma, e lo ringraziamo molto e diamo a lui la parola per, come dire, introdurci nel tema. Eccoci. Benissimo, dottor Ciriani, si palesi, eccolo lì. Grazie. Grazie Fulvia, è stato un piacere per me lavorare con voi, lavorare con gli altri, lavorare con Montagna Leader su questo argomento. Un argomento affascinante, il paesaggio, una disciplina che affronta la complessità con un metodo, con un approccio multidisciplinare che quindi indaga dal punto di vista storico, culturale, geografico, il territorio, lo approfondisce di significati nel senso culturale, estetico, pianificatorio, quindi anche nella ricerca di valori e di contenuti delle comunità locali e del sapere comune. È un approccio che chiaramente con Legambiente va molto d'accordo e quindi siamo stati noi veramente contenti e vi ringraziamo di questa collaborazione. Questo argomento del paesaggio, mentre costruivamo assieme questi appuntamenti, ho notato impatta veramente tanto con un paio di termini che noi ci siamo trovati davanti per molte volte in questi ultimi mesi. E i termini sono resilienza e rigenerazione. Resilienza, capacità di resistere, di adeguarsi a dei cambiamenti, rigenerazione, capacità di rinascere. Ecco, soprattutto quest'ultimo termine ormai secondo noi non è più riferibile solo alle aree montane, alle cosiddette aree interne, che sono un po' da cui si origina questa idea di questo progetto di approfondimento. Ormai la rigenerazione riguarda tutti i territori, riguarda la pianura e direi inizia a riguardare anche le città, che iniziano a perdere il senso del loro ruolo nel campo della elaborazione e dell'innovazione. Quindi è un discorso molto più vasto di quello che può riguardare le aree che una volta si dicevano abbandonate dalla montagna, ma i problemi non sono solo quelli. È stato un modo per apprezzare una cosa che è la verità intuivo, è stato un modo per apprezzare anche le enormi conoscenze che ci sono sul nostro territorio, sia nella nostra regione sia nel nostro paese, e su questo argomento, e che quindi vanno un po' nel solco delle grandi tradizioni che noi abbiamo, iniziata anche più di 100 anni fa col grande geografo Marinelli, e questo fa ben sperare anche se siamo al punto in cui tutta la legislazione e tutto questo argomento viene messo sul piatto e viene prima della politica. La politica poi deciderà cosa fare di questo materiale, ma l'argomento è sicuramente affascinante e va fatto fino in fondo. Stasera presenteremo e verrà presentato il piano paesaggistico regionale. Piano paesaggistico regionale che ha l'intento di rilevare delle conoscenze e di elaborare delle strategie. È un piano sul quale ci sono molte aspettative, non ultime chiaramente le nostre. È una materia ostica, erroneamente viene definita come una materia che è riservata dagli specialisti, ma dobbiamo renderla più agibile, dobbiamo farla conoscere, perché tutto quello che avviene in un territorio, tutto quello che viene inserito, tutto quello che viene tolto in qualche modo
e alla base ha un canovaccio, ha un piano. E quindi deve esserci un allargamento di questa attività pianificatoria, deve esserci un allargamento e quindi speriamo di andare in questa direzione con questi interventi che abbiamo organizzato assieme. Eccoci, Fulvia, io direi che possiamo iniziare, abbiamo tolto un quarto d'ora, quindi secondo me siamo stati anche bravi, possiamo far partire secondo me gli interventi. No. Ottimo, grazie. Però era importante dire il valore intanto del contributo di Legambiente, che da sempre è presente sui territori, in regione e porta, come dire, avanti l'approfondimento su questi temi, no, da tanto tempo. Grazie la dottoressa Tiziana Deste, a cui ora darò la parola, e del servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della regione. Introdurrà l'argomento, no, dal punto di vista giuridico, le norme e il contesto giuridico nel quale si inquadrano le norme sul paesaggio. Dopo di lei ci sarà la dottoressa Triches che parlerà dello strumento, il piano del paesaggio, e concluderà il nostro incontro di oggi l'architetto Massimo Capriotti sugli strumenti urbanistici, con un approfondimento sugli strumenti urbanistici. Dottoressa Deste, a lei la parola, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Scusate, non vedo più le slide però, ecco, grazie. Scusa, ecco. Allora, intanto buonasera a tutti, ringrazio Legambiente, Montagna Leader e Loyal per questa iniziativa, è un'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del piano paesaggistico a 3 anni dalla sua approvazione. Porto i saluti del direttore centrale alle infrastrutture e territorio, Marco Padrini, e della dottoressa Maria Piaturinetti, direttore del servizio pianificazione paesaggistica territoriale strategica. Io nel mio intervento focalizzerò l'attenzione su alcune previsioni del piano paesaggistico e sulle ultime novità della normativa regionale che poi incidono appunto sulle attività di pianificazione locale per la conformazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR. Poi seguiranno i miei colleghi, appunto la dottoressa Triches e Massimo Capriotti, che esporranno quelle che sono le concrete attività che vedono coinvolti Ministero, Regione e Comuni. Spero, nonostante l'ora, di riuscire ad essere chiara. Allora, parto da un concetto generale. L'Italia ha una lunga storia di leggi che tutelano puntuali beni culturali e ambientali. Con la legge del 1985, la 431, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo sottoposto a vincolo paesaggistico intere categorie di beni, indipendentemente dalla loro bellezza. Arriviamo alla Convenzione Europea del Paesaggio, che definisce il paesaggio come per come la popolazione lo percepisce nelle sue parti naturali, rurali, urbane, periurbane, e riconosce che il paesaggio non è statico, ma viene trasformato dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Questo bellissimo concetto viene poi ripreso dal nostro legislatore con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che recepisce per l'appunto questa visione, e il paesaggio viene definito come il territorio espressivo di quei valori identitari che derivano dall'azione dell'uomo e della natura e dalle loro interrelazioni. Quindi il paesaggio non è un concetto statico, ma è un concetto dinamico ed è soggetto a trasformazioni.
Per conoscere profondamente quel territorio, la Convenzione europea prevede un'intensa attività partecipativa e in tal senso la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato in sede di elaborazione del piano paesaggistico regionale una poderosa attività partecipativa prevedendo nella legge di settore l'elaborazione di mappe di comunità, l'attivazione di un segnalatore e di workshop conoscitivi del territorio. Diciamo che poi passiamo subito alla parte terza del codice e passiamo al cuore dell'argomento di oggi, il piano paesaggistico regionale. L'articolo 135 del codice del paesaggio definisce l'obiettivo del piano, ossia che il territorio sia conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito. E a questo fine le regioni devono redigere piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. E altra puntualizzazione che fa l'articolo 135, l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra il Ministero e le regioni. Quindi la redazione del piano paesaggistico inizia con l'avvio di un accordo tra regione e Ministero, accordo che riporta modalità e tempi di elaborazione del piano, che, lo ricordiamo, ha i contenuti previsti dall'articolo 143 del codice. Poi però vedremo come la regione Friuli Venezia Giulia ha strutturato il suo piano e come ha superato questa visione codicistica per affrontare delle sfide importanti. La struttura del nostro piano è per l'appunto si suddivide in parte statutaria, parte strategica e c'è una parte dedicata alla gestione del piano paesaggistico. Quindi la nostra struttura prevede una parte statutaria come una fotografia del presente e in questa fotografia si affrontano i contenuti previsti per l'appunto dall'articolo 143 del codice. Nella parte strategica si prefigura il futuro del territorio, trasformando, valorizzando e conservando quei caratteri del paesaggio regionale. La sua l'attuazione poi del piano paesaggistico è affidata alla terza fase, ossia alla fase di gestione del piano attraverso gli istituti previsti appunto in questa fase. Allora, ricorderei adesso gli elementi della parte statutaria. Come dicevo, la parte statutaria tratta quegli elementi definiti dal codice all'articolo 143. Il quadro conoscitivo raccoglie la fase di analisi ed elaborazione del piano, i beni paesaggistici ex legge e decretati sono riconosciuti e delimitati. L'analisi e la descrizione del territorio sono svolti a livello di ambito. Nel nostro territorio sono stati individuati 12 ambiti di paesaggio. Le forme del territorio sono rappresentate dai morfotipi territoriali, ne abbiamo individuati 21, che hanno una funzione interpretativa dei caratteri e dell'evoluzione del territorio. Poi l'architetto Capriotti vi spiegherà bene insomma come incidono sulle attività poi di conformazione dei piani regolatori al piano paesaggistico. La parte strategica è diciamo la parte che va oltre gli obblighi previsti dal codice e definisce le strategie del piano, ovvero il nostro progetto di integrazione delle 3 reti strategiche, ecologica, beni culturali e della mobilità lenta. La parte strategica ha visto appunto anch'essa il coinvolgimento della popolazione attraverso un corposo processo partecipativo. Sono stati stipulati accordi con 96 comuni per l'elaborazione delle mappe di comunità. Sono stati fatti, quello che dico io, una sorta di tournée del piano paesaggistico, perché sono stati fatti numerosi workshop sul territorio per presentare
i contenuti di piano, arricchirli, implementarli, e anche il segnalatore di elementi di valore e disvalore ha dato un importante contributo allo sviluppo del quadro conoscitivo del nostro piano paesaggistico. Allora, questa parte strategica voglio evidenziare che fa passare il concetto del piano paesaggistico da una visione appunto conservativa ed estetico-percettiva del paesaggio proprio ad una interpretazione strutturale per la valorizzazione del patrimonio territoriale paesaggistico. Una interpretazione di cui abbiamo riscontro nelle attuali appunto attività di conformazione, dove abbiamo una diretta ricaduta proprio di questa visione del piano, di queste strategie del piano. Il piano poi ha anche una sua diciamo traduzione nel WebGIS, in quanto gli elaborati cartografici del PPR sono disponibili in un'applicazione WebGIS che consente la fruibilità e semplifica la consultazione del piano paesaggistico. Ecco, quello che in questi anni abbiamo sempre sottolineato è la dinamicità del nostro piano paesaggistico. Questa dinamicità poi è evidenziata nell'articolo 12 dell'NTA del PPR, perché il PPR non è solo soggetto a revisione per modificare obiettivi del piano paesaggistico o la parte statutaria, ma una parte molto interessante e che di cui insomma vediamo una diretta applicazione in questa fase che ci vede coinvolti nelle attività di conformazione è l'aggiornamento del piano paesaggistico. Anche questo aggiornamento è da effettuarsi tramite un'attività da svolgersi congiuntivamente d'intesa tra il Ministero e la Regione attraverso appunto l'istituto del Comitato Paritetico per l'elaborazione del piano paesaggistico. L'aggiornamento del piano, quando riguarda appunto la ricognizione o la delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, integrazioni di dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Noi abbiamo ancora delle vestizioni da effettuare. Cosa significa vestizione? Significa costruire un apparato normativo a sostegno di una dichiarazione di notevole interesse pubblico. Ecco, dobbiamo ancora sviluppare l'apparato normativo per il Comune di Grado, per il Comune di Trieste, nonché in seguito all'aggregazione del Comune di Sappada abbiamo anche l'attività proprio di costruzione della scheda e di vestizione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero Comune di Sappada. A questo punto invito la regia ad avviare un sondaggio, perché appunto c'è questa interessante attività di interrelazione con gli utenti. Io lo invio, non so se lo sto facendo bene, perché è la prima volta che mi misuro con questo strumento. Non so se la regia, io sto cliccando invia ma non riesco ad inviare nulla. Non so se mi ascoltate. Non lo so. Pronto? Sì, dottoressa, tutto a No. posto? È partito? Credo. Ho cliccato, ma in realtà continuo ad avere appunto questa immagine con invia e non riesco proprio ad Forse avviarlo. perché non era pensato che lei rispondesse, ma noi abbiamo, credo, potuto utilizzarlo. Ora vi mostro, fra un pochino vi mostreremo i risultati, ecco, e così lei ci aiuterà a capire meglio se abbiamo interpretato correttamente.
ma la nostra regia è sempre molto attenta, quindi... Io non riesco più a tornare però alla schermata, continuo a vedere appunto l'immagine del sondaggio e non riesco più a muovere le slide, a fare nulla. È Ma adesso normale? penso di sì. Ecco, le slide si muovono. No, niente, sono rimasta io bloccata allora. Potrebbe essere. Questa è la slide successiva. Ah, ecco, sono riuscita. Ecco, Perfetto. ecco, Allora, ecco i risultati. Allora, per un 65% le persone hanno risposto in merito alla domanda: sono sanabili eventuali imprecisioni relative all'individuazione cartografica di un bene paesaggistico operate dal PPR? Ecco, non è facile interpretare. Sì, le risposte potevano essere sì, solo in sede di conformazione, e quale mi aiuta con le sigle, dottoressa, PRGC al piano sì, piano paesaggistico, regolatore, sì. al piano. Sì, sono sempre sanabili, ma non solo in sede di conformazione del piano regolatore al piano paesaggistico regionale. Il 65% ha risposto alla seconda. Non so se era Perfetto. quello che lei si aspettava. Sì, assolutamente sì, Perfetto. perché è un concetto così, volevo vedere se era stato capito, sono contenta. In realtà, appunto, c'è la possibilità di, per taluni beni paesaggistici di cui è riconosciuta la dinamicità, faccio riferimento per esempio al bene paesaggistico bosco, dove il PPR, per il quale il PPR ha importato i dati delle banche dati forestali del 2013, ma ovviamente il bosco è un bene molto dinamico e conseguentemente abbiamo elaborato la possibilità di dare applicazione a quel concetto che è previsto dall'articolo 9,6, che nel contrasto tra previsioni cartografiche e previsioni normative prevalgono le previsioni normative. Un'altra possibilità è data dal fatto che vi possono essere degli errori, anche noi possiamo aver fatto degli errori che vanno segnalati e in questo caso l'accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018 prevede la possibilità di segnalare quello che è un errore materiale, ribadisco, e la regione istruisce l'errore e se ritiene fondata la segnalazione sottopone al comitato per l'elaborazione del piano paesaggistico la propria istruttoria per le valutazioni del caso. Quindi sono contenta perché effettivamente è stato capito questo concetto che dalle nostre esperienze ai tavoli tecnici non sempre ci è parso chiaro. Bene, il piano paesaggistico, abbiamo raccontato un po' la storia, il piano paesaggistico è stato adottato con deliberazione di giunta regionale nel settembre 2017, è entrato, fa salvaguardia dalla data di pubblicazione in BUR, quindi dal 4 ottobre 2017, da quel momento si applica la delimitazione dei beni paesaggistici definita congiuntamente al MIBAC in sede di comitato per l'elaborazione del piano paesaggistico e da quel momento le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici sono immediatamente vincolanti e prevalenti su eventuali previsioni difformi dei piani regolatori. L'approvazione del piano è intervenuta poi nell'aprile del 2018, dopo alla conclusione della fase delle osservazioni, che ha visto la Regione istruire quasi 1000 osservazioni.
ne è esitata, diciamo, una ulteriore attività di affinamento del piano paesaggistico e dal 10 maggio 2018 le previsioni e le prescrizioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalenti sulla previsione dei piani urbanistici comunali. Ovviamente tutti i contenuti non immediatamente precettivi del piano paesaggistico regionale trovano attuazione con l'attività di conformazione degli strumenti urbanistici comunali al piano. Poi spiegherò perché parlo di conformazione e non in maniera indistinta di conformazione e adeguamento come fa il piano paesaggistico, perché nel tempo è stato chiarito qual è la differenza tra le due terminologie. Affronto adesso rapidamente quella che è la componente regolativa del piano paesaggistico per ricordare un po' quelle che sono le indicazioni dell'articolo 5 del piano paesaggistico. L'articolo 5 individua, classifica e disciplina la normativa d'uso del piano paesaggistico regionale, che si articola in indirizzi e direttive che sono valide per l'intero territorio regionale e prescrizioni d'uso che si applicano ai beni paesaggistici. Vi sono poi le misure di salvaguardia e di utilizzazione che sono valide per gli ulteriori contesti paesaggistici. Allora, gli indirizzi che individua la normativa d'uso, la normativa di quell'articolo 5 sono quei criteri che orientano l'integrazione del paesaggio nel governo del territorio. Le direttive costituiscono le modalità per il perseguimento e la realizzazione degli indirizzi, e indirizzi e direttive sono recepiti con le modalità e i tempi previsti dagli articoli 13 e 14 delle norme di attuazione del piano. Le prescrizioni d'uso che riguardano i beni paesaggistici, quindi non solo le categorie di beni ex legge, ma anche i beni puntuali, sono quelle, diciamo, regole cui devono conformarsi gli specifici interventi sul territorio. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti su tutte le disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione ma anche di programmazione. Allora, una delle caratteristiche dell'articolazione della nostra disciplina è che individua immediatamente degli interventi non ammissibili in relazione al bene paesaggistico peculiare considerato, quindi articolo 21, territori costieri, andiamo al comma che prevede interventi non ammissibili. Poi vengono declinati quegli interventi che sono sì ammissibili, ma sono indicate anche le condizioni al realizzarsi delle quali sono da considerarsi ammissibili e ovviamente devono essere autorizzati con autorizzazione paesaggistica. Poi il piano paesaggistico individua degli interventi direttamente esenti in applicazione dell'articolo 149 del codice. Vi sono quindi interventi immediatamente esenti, interventi che diventano esenti in presenza di strumenti conformi al PPR, che danno quelle precisazioni previste dalla disciplina d'uso per rendere gli interventi esenti e che chiaramente vengono valutati in sede di copianificazione col MIC all'interno della conferenza di conformazione paesaggistica. Vi sono poi, come dicevo prima, le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici, da considerare che questi contesti, ulteriori contesti paesaggistici sono beni diversi da beni paesaggistici, ma che sono contigui ad essi, o che fanno parte dei nodi della rete dei beni culturali o della rete ecologica, o che presentano valori paesaggistici analoghi ai beni contigui,
oppure che sono beni significativi per la loro qualità paesaggistica e che sono espressivi della valenza identitaria del territorio. Uno dei dubbi e dei quesiti che ricorrono soprattutto da parte degli enti territoriali è se sussiste l'obbligo della richiesta di previa autorizzazione paesaggistica. No, non sono beni paesaggistici, bisogna però che gli interventi rispettino le misure di salvaguardia per essi previste. Ecco, qui ho già anticipato la spiegazione. Ecco, poi abbiamo all'articolo 42 le indicazioni di categorie di ulteriori contesti. Infine, sempre dell'apparato normativo del piano paesaggistico fanno parte le linee guida che orientano le attività e gli interventi di trasformazione territoriale che possono modificare in maniera significativa il paesaggio. Le linee guida sono disciplinate all'articolo 50. Abbiamo previsto l'approvazione di queste linee guida, ma al momento, in loro assenza, utilizziamo le linee guida previste dall'ISPRA. Anche i beni dichiarati di notevole interesse, le cosiddette schede di vestizione dei beni dichiarati di notevole interesse, hanno una disciplina d'uso che viene articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso. Sino alla conformazione del piano regolatore al piano paesaggistico, chiaramente trovano diretta applicazione le prescrizioni d'uso di cui la tabella C del paesaggio considerato, in quanto all'interno di queste dichiarazioni di notevole interesse pubblico, rendendoci conto che tali dichiarazioni risalgono agli anni 50, 60, 70 e che il paesaggio ha subito delle modificazioni, abbiamo graduato la tutela in relazione ai valori rimasti. E quindi abbiamo tutele forti laddove il contesto paesaggistico è rimasto, diciamo, analogo a quella che è la descrizione della motivazione del vincolo, laddove invece alcuni valori sono stati compromessi, abbiamo attenuato la tutela, ovviamente prevedendo però anche forti incentivazioni per la diciamo riqualificazione dei luoghi. Anche per le zone di interesse archeologico di cui alla lettera M abbiamo elaborato delle schede che si articolano in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso che sono immediatamente cogenti, mentre indirizzi e direttive trovano, come ho già detto per gli altri beni, la loro attuazione in sede di conformazione. Sugli ambiti di paesaggio ho parlato prima, anche sull'abaco dei morfotipi. Corro un pochino perché altrimenti rubo il tempo agli altri, perché mi sono resa conto di essermi dilungata molto su alcuni argomenti. Ecco, e arrivo... Grazie dottoressa, mi corre l'obbligo, come dire. Sì, perché stavo controllando anch'io l'orologio e quindi arrivo subito al cuore del mio discorso odierno, perché sono le novità normative più recenti, no? Allora, i comuni sono chiamati ad adeguare o conformare i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR entro 2 anni dall'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale. In realtà l'anno scorso, col fatto che c'è stata la sospensiva delle attività dei procedimenti amministrativi per Covid, ne abbiamo parlato col Ministero e la data del 10 maggio 2020 è stata rideterminata al 2 agosto 2020 in applicazione proprio di tale possibilità. Quindi dal 2 agosto 2020 gli strumenti urbanistici generali vanno conformati al piano paesaggistico regionale, le varianti puntuali vengono adeguate al piano paesaggistico. Perché utilizzo questi termini? Perché diciamo che dopo un'intensa attività di confronto con il Ministero
abbiamo definito che cos'è la conformazione. Conformazione significa dare piena attuazione al piano paesaggistico nella sua parte statutaria e strategica, e questa conformazione ha ad oggetto gli strumenti urbanistici generali e i piani di conservazione e sviluppo delle aree protette. Mentre il concetto di adeguamento è un concetto di coerenza con la parte statutaria, e questa coerenza viene dimostrata attraverso una relazione di adeguamento e riguarda strumenti urbanistici puntuali, cioè che riguardano porzioni del territorio comunale. La differenza è anche procedurale poi, no? Chi valuta e come il Ministero valuta queste attività. Allora, laddove si parla di conformazione dello strumento urbanistico generale o del PCS, il Ministero partecipa alle attività in sede di conferenza di servizi prevista dall'articolo 14, commi 1-7 delle norme di attuazione del piano paesaggistico. All'interno di questa conferenza il Ministero esprime parere obbligatorio, dice l'articolo 14, per i beni paesaggistici, mentre diciamo al di fuori dell'obbligatorietà di questo parere, il parere sul resto del territorio considerato orienta le strategie di pianificazione. Per quanto riguarda invece gli strumenti urbanistici che riguardano porzioni di territorio comunale, queste sono, come dicevo, soggette ad adeguamento, e questo parere di adeguamento viene reso direttamente dal Ministero della Cultura, perché ormai non è più MIBAC ma è Ministero della Cultura, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta di parere. Entrambi i pareri, sia il parere reso in sede di conferenza di servizi, sia il parere reso in sede di adeguamento, sono dati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici. È stata fatta una scelta recente sul parere di adeguamento all'interno del disegno di legge multisettoriale che è stato pubblicato il 19 maggio 2021, quindi è recentissimo. In sede di presentazione al Consiglio delle Autonomie Locali, la scelta è stata oggetto di osservazioni da parte degli enti territoriali, che ritenevano di poter collocare quantomeno il parere di adeguamento dopo l'adozione, ma la ratio e l'esperienza che abbiamo fatto nei primi mesi di applicazione delle procedure di conformazione e di adeguamento ci ha portato a ritenere più diciamo razionale la scelta di portare il parere di adeguamento prima dell'adozione, in quanto gli strumenti urbanistici fanno salvaguardia, e il fatto che magari non si rispettino alcune indicazioni cogenti, perché ribadisco il parere è obbligatorio solo con riferimento ai beni paesaggistici, poteva determinare diciamo delle aspettative del territorio poi vanificate in sede di parere di adeguamento successivo all'adozione. Quindi, così come molti altri pareri sono acquisiti prima dell'adozione, anche per il parere di adeguamento è stata fatta questa scelta. Io credo di aver detto tutto, l'ho riassunto molto velocemente e credo, sì, esattamente, e credo di poter passare la parola ad Antonella Triches, alla dottoressa Triches, per gli aspetti applicativi. Grazie, è stata molto chiara, e su un argomento così complicato non è facile. Vi so impegnate da tanti anni in questi ambiti e quindi grazie. Appunto, compito della dottoressa Triches è entrare ancora di più, no, nel piano del paesaggio come opportunità per rigenerare il territorio, e di diverse opportunità appunto ci racconterà. Grazie, le passo la parola. Grazie. Mi sentite? Spero di sì.
Bene, sì. Grazie. Allora io raccolgo un pochino tutte le osservazioni della Tiziana. Vorrei fare, diciamo, un break più così, un po' più interattivo, più tecnico e mostrarvi tutta una serie di strumenti che possono esservi utili sia per conoscere il piano paesaggistico, per diciamo, studiarne gli aspetti più nel dettaglio, sia per eventualmente proprio andare a progettare o sfruttare tutte le conoscenze che in questi anni abbiamo raccolto, eventualmente per progettare il paesaggio. E abbiamo visto con la Tiziana che il lavoro di predisposizione dei contenuti di piano è stato un lavoro lungo, ma che diciamo, siamo riusciti a chiudere in realtà in pochi anni, perché tra il 2013 e il 2018 il piano è stato approvato e il lavoro che è stato fatto di copianificazione con il Ministero è stato molto intenso. Abbiamo chiuso ben credo 45 circa tavoli tecnici, ma anche poi altre riunioni interlocutorie, quindi c'è stato un lavoro continuo con i colleghi della soprintendenza e l'indagine appunto ha coperto tutto il territorio regionale. Vedremo poi dove trovare tutti i contenuti del piano. E sono stati indagati non solamente quelli che sono i beni che il codice ci chiede di individuare, quindi i beni paesaggistici, ma anche tutta una serie di nuovi paesaggi, paesaggi degradati, ma anche tutti gli elementi delle reti strategiche che abbiamo voluto individuare e che speriamo che con le attività di conformazione e adeguamento, ma anche con tutti i lavori che Montagna Leader, ad esempio, sta promuovendo, possono essere arricchiti nel piano paesaggistico, quindi che il piano si cresca raccogliendo tutte le evidenze che il territorio ci manderà. Vorrei come prima cosa proporvi un sondaggio, se la regia ci aiuta, proprio per capire quello che è il vostro grado di conoscenza sul piano paesaggistico. Se ne avete già sentito parlare, quindi se lo conoscete, quindi vorreste magari andare più nel dettaglio su aspetti più tecnici, oppure se non sapete, effettivamente lo conoscete, ma alcuni documenti potrebbero essere più interessanti rispetto ad altri, e soprattutto gli aspetti legati alla differenza tra la parte strategica e statutaria, oppure se proprio non conoscete il piano e vorreste avere indicazioni anche sulla struttura e sulla parte normativa e sui contenuti, quindi potremmo andare a vedere proprio tutta la parte del contenuto anche nel dettaglio. Aspettiamo magari un attimo di avere le vostre risposte. E intanto vi anticipo che andremo un attimo a riprendere quella che è la struttura del piano e a vedere quelli che sono poi i sistemi anche di attuazione, di promozione, diciamo di progettazione che possiamo introdurre grazie nella parte diciamo attuativa del piano. E poi andremo proprio più, se la regia ci aiuterà, sul sito a vedere tutti i contenuti che potete indagare. Ma diciamo che gran parte di voi, più del 50%, conosce già i contenuti di piano, e quindi diciamo che andrò abbastanza velocemente. Ma se ci sono poi delle domande specifiche vi invito a pormele anche sulla chat in modo tale che poi possiamo affrontare eventualmente dei temi che magari sono più interessanti per qualcuno di voi. Tutte queste attività che stiamo portando avanti in questi anni sono legate non solamente alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, e quindi
La tutela è intesa sia come sviluppo ma anche come opportunità, e la valorizzazione è intesa come un valore, ma diciamo ci stiamo concentrando in particolar modo su queste attività con i comuni che stanno sviluppando, diciamo acquisendo nei propri piani regolatori il piano paesaggistico, ma anche stanno venendo fuori delle attività molto interessanti, perché i comuni stanno sviluppando un sacco di attività non connesse strettamente proprio alla tutela paesaggistica, ma anche a dei beni che eventualmente loro vogliono proporre e tutelare in maniera indipendente. Stanno venendo avanti diverse attività che riguardano anche il turismo e quindi la fruizione lenta, il rapporto con i beni culturali, che sono delle attività nate proprio per il fatto che il piano ha individuato le 3 reti strategiche. E poi un aspetto che riguarda proprio questo seminario, ci sarebbe la necessità proprio di coordinare progetti e interventi in tema di paesaggio. E questo è un invito un pochino anche a Montagna Leader a cercare di interagire maggiormente per fare in modo che eventuali progetti che hanno un particolare rilievo o che sono portatori di nuove informazioni vengano raccolte tutte in uno stesso strumento, e quindi ci possono anche aiutare poi ad avere un'idea anche a scala regionale di dettaglio di tutte le attività sviluppate. La Tiziana accennava agli ambiti di paesaggio che vedete qui delineati, sono stati appunto proposti dal piano e studiati appunto ognuno con una sua scheda specifica, vedremo dove la ritroviamo. E come accennato dalla Tiziana, la struttura che ci ha guidato appunto è proprio questa struttura che vedete riportata in questa slide, e questa suddivisione tra parte statutaria e parte strategica. Vi chiedo di rivederla, perché poi vedremo che diciamo, raccolgo un pochino la critica di Alessandro Ciriani sul fatto che la materia è ostica, ma io vorrei dimostrarvi che se seguiamo un pochino questa struttura riusciamo anche a leggere i contenuti del piano paesaggistico in maniera abbastanza semplice, perché poi se andremo nel WebGIS vedrete che questa struttura la ritroveremo anche sia nel menu che nell'indagine di tutte le cose che noi facciamo. Troveremo una parte statutaria che è quella poi legata ai beni paesaggistici, e quindi è più diciamo più vincolistica, ma anche insomma abbiamo dovuto seguire quello che il codice ci chiedeva in questa parte. Poi vedremo anche come addirittura ci fosse un documento ministeriale che ci diceva come perimetrare i beni paesaggistici, e mentre una parte strategica di cui abbiamo dato quasi un assaggio nel piano, ma che poi ci si auspica che con le attività di conformazione venga sviluppata in maniera più dettagliata. La lettura che quindi il piano riesce a fornire è una lettura multiscala, con un primo passaggio sugli ambiti di paesaggio e i beni paesaggistici, che danno una prima lettura del territorio, e si passa poi all'articolazione su tutto il territorio regionale delle reti, rete dei beni culturali, la rete della mobilità lenta e la rete ecologica, e per arrivare poi ai progetti di paesaggio e l'attività di gestione, anche tutte le attività che stiamo svolgendo di conformazione, quindi andare nel dettaglio delle attività che ogni singolo comune vuole promuovere, connesse appunto con la tutela e la valorizzazione del paesaggio. E per quello che riguarda progetti e programmi strategici, va detto che come strumenti di attuazione, diciamo che ovviamente tutti i canali che esistono sia a livello regionale che interregionale ed europeo potrebbero essere attinenti e dedicati alle tematiche del paesaggio. Anche noi come osservatorio stiamo seguendo 32 progetti di paesaggio
e le attività, diciamo, che stanno andando avanti sia con comuni singoli che con comuni in aggregazione, ma alcuni spunti vengono anche appunto dai bandi, ad esempio il POR FESR 2021-27 o appunto i bandi del GAL, che in questi anni abbiamo appunto seguito e abbiamo comunque sostenuto, e che quindi spesso hanno uno stretto legame con tutte le attività sviluppate dal piano paesaggistico. L'ultimo, che è ancora in scadenza, è quello che riguarda la cura del paesaggio nelle aree interne, che persegue appunto attività che prevedono tutta una serie di azioni connesse alla gestione del paesaggio, all'insegna della sostenibilità e anche alla fruizione dei luoghi. Vedete i comuni che sono coinvolti con questo bando. A questo punto vorrei andare un attimo più nel dettaglio di tutti i contenuti e illustrarvi dove li potete trovare. Non so se la regia mi autorizza a condividere lo schermo. Provo. Vediamo. Tutti i contenuti del piano li trovate appunto nelle pagine dedicate al piano paesaggistico. Cercando su Google PPR FVG potete accedere alla sezione dedicata. Ovviamente diciamo che la documentazione è corposa, cioè ci sono moltissimi documenti, ma andando poi a scorrere e a individuare, diciamo, le cose fondamentali, vedrete che ci ritroveremo anche con quella che era la struttura che abbiamo visto prima del piano. Diciamo che sicuramente 2 documenti fondamentali sono sia la relazione generale, che vi racconta un pochino tutte le attività che sono state fatte e perché nasce il piano paesaggistico, ma anche poi vedremo la relazione metodologica, che racconta quelle che sono state le nostre attività svolte appunto per individuare i beni e per perimetrarli. C'è una sezione dedicata alle norme tecniche, ovviamente altro documento fondamentale sono le norme tecniche di attuazione, l'allegato 3, che è poi arricchito da altri strumenti che comunque forniscono delle disposizioni normative, quindi le schede delle zone di interesse archeologico, le aree compromesse degradate, i morfotipi e le schede dei poli e del patrimonio UNESCO, che comunque sono dei documenti importanti dal punto di vista delle norme che poi dispongono. Ogni ambito poi ha la sua scheda di paesaggio e le trovate appunto declinate. E poi ci sono le 2 sezioni fondamentali, che sono quelli dedicate ai beni paesaggistici, cioè le aree tutelate per legge, quelli che noi chiamiamo i 142, cioè i beni tutelati ai sensi dell'articolo 142 del codice, e i beni poi dichiarati di notevole interesse con tutte le loro specifiche schede. Vedremo poi dal WebGIS come queste schede riuscite ad aprirle anche dallo strumento del GIS, quindi è abbastanza facile poi ritrovare i contenuti. Interessante, volevo farvi un accenno anche alla perimetrazione, cioè è stata per noi molto complicato ma anche molto importante riuscire a effettuare questa perimetrazione, perché non tutte le regioni italiane lo avevano fatto e sicuramente diverse regioni che lo avevano fatto non avevano fatto allo stesso livello di dettaglio. Cioè, le nostre perimetrazioni sono molto dettagliate. La relazione metodologica racconta nel dettaglio tutti i criteri che sono stati adottati e sono stati condivisi con il Ministero per tutti i beni che sono stati individuati.
il documento di riferimento è stato questa relazione che vedete, la relazione che noi chiamiamo POT-MIBAC, che cercando in rete si trova facilmente, e che era un documento del 2011 che ci ha guidato nel creare i nostri criteri di ricognizione. Esisteva quindi questa relazione del Ministero che ci ha aiutato appunto nell'effettuare poi le scelte per perimetrare i beni. Vedete come poi ogni corso d'acqua ha la sua scheda, insomma ci sono tutta una serie di documenti accessori che trovate in questa parte. Infine tra i documenti trovate anche tutte le schede dedicate alle reti e la relativa cartografia. Per quello che riguarda la cartografia, in ogni caso, lo strumento principale, a parte gli elevati cartografici che rimangono però un po' più statici, è il WebGIS. Vedete questo tasto qui a destra, va cliccato e si apre lo strumento. Si tratta di uno strumento interattivo, lo stiamo rifinendo e perfezionando e diciamo che ci dà modo di capire immediatamente, in qualunque punto noi ci si trovi, se esiste una tutela paesaggistica o meno. All'accensione la cosa più importante da ricordare è il fatto che all'accensione voi trovate disegnati, e anche zoomando poi si accendono in scala i vari elementi, trovate accese solamente le tutele paesaggistiche o comunque le tutele di parte statutaria del piano. Vedete che sulla sinistra c'è il menu, c'è un menu, diciamo, avete un menu scuro, in alto trovate i tasti di stampa, di ricerca, e sulla sinistra trovate la struttura proprio del piano con tutti i suoi contenuti. Come vedete ci ritroviamo un pochino con le parti e con della struttura che abbiamo visto prima nella slide. C'è un quadro conoscitivo, che però come vedete in questa prima fase è quasi del tutto spento, la parte statutaria, che è la parte dei beni, relativa ai beni paesaggistici e relativa al testo, e quindi all'accensione tutto quello che vediamo sono beni che sono tutelati. La mappa è interrogabile mediante questo strumento che trovate qua in alto, vedete questo strumento scuro. Basta cliccare in un punto qualsiasi, magari troviamo un punto abbastanza complicato così, con la I, e a destra si apre il menu dei risultati. E, ad esempio, in questo caso il punto interrogato si trova in una fascia di rispetto di un corso d'acqua, ma è anche tutelata dal punto di vista appunto come territorio coperto da bosco e foresta. Se poi vogliamo qualche informazione in più, ad esempio su questo corso d'acqua, basta cliccare sull'asta e troviamo proprio tutta la descrizione di come questa asta è stata perimetrata, diciamo quella che è stato il confronto che abbiamo fatto con la cartografia storica, e riusciamo ad aprire anche il documento relativo direttamente dal WebGIS. Questa operazione la si può fare per quasi tutti gli elementi. Per quello che riguarda quindi la parte delle tutele, un'altra cosa poi da ricordare, vediamo ad esempio questo, possiamo fare un altro esempio. Questa qua ad esempio è una zona di interesse archeologico con relativo ulteriore contesto. Aspetto poi da ricordare è quello che ha accennato Tiziana, riguarda la vestizione dei beni. Come vedete, ad esempio qua abbiamo il caso di Fagagna, vedete che il bene paesaggistico è stato, si dice, vestito,
ovvero sono stati individuati diciamo, delle aree, i cosiddetti paesaggi, e per ognuno di questi paesaggi ci sono delle specifiche disposizioni che si trovano nella scheda. Anche in questo caso potete aprire la scheda e andare a cercare le disposizioni e quello che vi interessa. Vediamo se riusciamo ad aprirla. Eccola qua. Tutte le schede dei beni, degli immobili, appunto, sono strutturate alla stessa maniera. Trovate tutta una parte introduttiva di studio dedicata appunto a quelle che sono appunto gli aspetti caratteristici del bene, c'è un atlante fotografico e poi ci sono le prescrizioni d'uso e la disciplina che diciamo è strutturata per paesaggi. Quindi dovendo andare poi a ritrovare delle prescrizioni specifiche, dobbiamo diciamo, orientarci per capire in che paesaggio siamo e poi andare nel dettaglio della scheda. Vediamo se ho perso adesso il collegamento. Ah, no, eccoci qua. Per quello che riguarda invece la parte che diciamo, non tutelata, diciamo così, c'è tutto un aspetto di conoscenza che è stato raccolto sia nella parte del quadro conoscitivo, che come abbiamo detto va acceso, che nella parte strategica. Nel quadro conoscitivo, ad esempio, ci sono tutti raccolti tutti i beni, la ricognizione che riguarda i beni culturali. Vedete ad esempio come sulla zona di Moruzzo si accende veramente un patrimonio incredibile di ville e di beni culturali. I beni sono divisi in beni immobili puntuali, ma anche beni tutelati. La ricognizione dei beni tutelati è stata fatta a livello catastale, questa è la parte relativa alla parte seconda del codice, quindi i cosiddetti beni monumentali. Non siamo riusciti a lavorare su tutta la regione in quanto diciamo che abbiamo scelto di lavorare in questa prima fase sui beni che avessero un rapporto col paesaggio, quindi sono stati inseriti tutti i beni che avessero un rapporto sul paesaggio, con il paesaggio, ma i comuni stanno lavorando in fase di conformazione per riuscire ad arricchire lo strumento e quindi a disegnare tutti i beni tutelati ai sensi della parte seconda del codice. C'è anche una parte di rischio archeologico in questa sezione, deriva da strati di piano regolatore, da evidenze di piani regolatori, e poi c'è la parte strategica che raccoglie tutta una serie di evidenze, compresa la rete ecologica. Vediamo se riusciamo a visualizzarla e vedrete che l'insieme delle tre reti messe insieme fornisce un quadro veramente ricco di quello che è il nostro territorio. L'intenzione è quella di fare in modo che i comuni che lavoreranno in fase di conformazione vadano ad arricchire ancora di più tutta questa parte di ricognizione che abbiamo sviluppato. A questo punto vediamo se la regia mi aiuta. Avrei voluto proporvi un ultimo sondaggio prima di introdurre il lavoro di Massimo. Adesso interrompo la condivisione. Ecco, volevo sapere se secondo voi l'approccio che il piano paesaggistico ha dato al territorio regionale abbia contribuito a diffondere la cultura del paesaggio
Se diciamo ancora il piano non è conosciuto abbastanza, quindi servirebbe diffonderne di più i contenuti, oppure se il piano sia solamente uno strumento complesso che è complicato da gestire, diciamo così. E quindi anche nella progettazione eventualmente ci sia una certa difficoltà anche nel gestire le attività. Aspettiamo il risultato. Poi vorrei ricondividere lo schermo per mostrarvi come ultima cosa un pacchetto dati che noi utilizziamo e che potrebbe essere molto utile per i professionisti. È un pacchetto che forniamo, vediamo il sondaggio. Ma diciamo che molti di voi hanno risposto dicendo che secondo il 62% c'è ancora necessità di diffondere quello che il piano paesaggistico ha riconosciuto e ha sviluppato. E ricondivido lo schermo per mostrarvi ancora una cosa. Non so quanti di voi utilizzino QGIS, ma vorrei farvi vedere quanto facile è, se guidati da noi, riuscire a lavorare sui contenuti del piano. Diciamo che abbiamo costruito un pacchetto che forniamo in caso di necessità ai professionisti che lavorano su progetti connessi al paesaggio o ai comuni che devono sviluppare le attività legate alla conformazione. Vedete come c'è un progetto di GIS con dei pacchetti di GPKG e caricando il progetto in GIS potete avere tutte le nostre basi cartografiche, ma anche l'intero contenuto del piano già vestito e strutturato. Vediamo se siamo riusciti a farlo. Vi invito quindi a contattarci per richiederci questi contenuti in modo tale da avere a disposizione il pacchetto, un pacchetto utile che sicuramente può agevolarvi nelle vostre attività. Vedete che sulla sinistra si ripete un pochino quella che è la struttura del piano e andando nel dettaglio riuscite ad avere tutti gli elementi di piano a disposizione. Adesso è un po' lento perché la connessione non ci aiuta, ma gli elementi sono già tutti vestiti e quindi c'è la possibilità di poter avere tutto questo pacchetto già pronto a disposizione. Da ultimo, per quello che riguarda i contenuti sempre del piano, vi ricordo che sul sito potete visualizzare sia le indicazioni sulle procedure tecniche di adeguamento e di conformazione. Trovate in questa sezione anche la documentazione, la scheda che poi, diciamo, di cui poi vi parlerà Massimo, ma anche potete visualizzare alcuni contenuti relativi alle reti strategiche o ai progetti di paesaggio. Sarebbe interessante in questa sezione inserire anche un collegamento magari a tutte le attività che svolge Montagna Leader. Lascio la parola ai colleghi. Sì, grazie dottoressa. Noi sappiamo, ed è sempre un piacere però riconoscerlo e trovare nelle vostre parole l'accoglienza che come dire, tutte le strutture regionali
ci riservano. Quindi no, ricordiamo che ci sono i vostri indirizzi, i vostri riferimenti, e che appunto sul sito della Regione possono trovare i vostri riferimenti e la mail per contattarvi per degli approfondimenti. Io vorrei appunto passare la parola all'architetto Massimo Capriotti, quindi per consentirgli di esporre alcune riflessioni conclusive e l'approfondimento su questi temi, e così avere poi il tempo per le domande. Grazie architetto, a lei la parola. Grazie, grazie. Allora, completiamo il trittico dell'informazione sul paesaggio per la sera. Io mi occupo insieme ai colleghi da quasi 3 anni, si può dire, di assistere, di seguire i comuni che si propongono con delle indicazioni per conformare i propri strumenti urbanistici, e l'attività che ci sta coinvolgendo è un'attività che man mano che proseguirà, insomma, perché è destinata poi a evolversi anche proprio con la sperimentazione diretta che avvertiamo, perché non dimentichiamoci che la conformazione è avviata col comune sin dai primi momenti in cui il comune attiva sul territorio delle indagini, dell'analisi, poi si affaccia, diciamo, al cospetto degli uffici regionali, chiede dei primi contatti, vengono attivati dei tavoli tecnici e da quel momento lì il rapporto si instaura dal punto di vista tecnico-amministrativo fino ad arrivare al momento in cui poi questi piani trovano la loro validazione all'interno di conferenze di servizi che vengono promosse e convocate dai comuni. Allora io adesso cercherò un attimo di confrontare con alcune slide che farò vedere, che hanno una finalità, quella di mettere di fronte e confrontare, diciamo in diretta, questa differenza in questi 2 termini, conformazione e adeguamento, di cui la dottoressa D'Este prima aveva già tracciato un po' le differenze. Allora, dal punto di vista normativo vi aveva già anticipato un po' il perché noi parliamo di 2 termini. Tutto, diciamo, parte da 2 articoli delle norme tecniche di attuazione, uno è l'articolo 13 e l'altro è l'articolo 14. L'articolo 13 indica ai comuni, dall'indomani dell'entrata in vigore del piano paesaggistico, di conformarsi e adeguarsi. L'articolo 14 traccia invece un po' di più la fase valutativa dei piani, quindi è più mirato alla formazione e allo svolgimento della conferenza di servizi che viene convocata dal comune. Articoli 13 e 14 che, come vedete, insomma, sono comuni di riferimento sia per la conformazione e l'adeguamento. Ciò che invece distingue dal punto di vista della normativa la conformazione e l'adeguamento è quanto noi siamo andati ad approvare per il tramite del Consiglio regionale con la legge 15 del 2020, da dove con un articolo che è andato a integrare praticamente la legge urbanistica regionale, abbiamo stabilito che cosa la legge prevede per conformazione, ovvero che cosa chiede agli certi strumenti urbanistici che debbano conformarsi e che cosa viene chiesto al procedimento di adeguamento. Questo è accaduto con la legge 15 del 2020. Però come si è arrivati alla legge 15? Si è arrivati attraverso una fase tecnica di studio e di approfondimento che non ha interessato solo la Regione, ma ha interessato la Regione assieme al Ministero competente per il tramite degli uffici territoriali della Soprintendenza, perché noi ci siamo trovati costretti a dare una specifica di questa doppia definizione che era stata proposta sin dall'inizio, come vi dicevo, nella norma tecnica di attuazione. Abbiamo avuto una necessità, prima di tutto, di stabilire che alla conformazione i comuni potevano accedere, potevano quindi fruire di certi benefici contributivi. Allora, questa doppia definizione l'avevamo in qualche modo immaginata al pari di quello che poteva essere
una prima spiegazione, mutuando un po' quello che in alcune regioni d'Italia poi era stato proposto, ossia immaginare che la conformazione riguardasse nuovi strumenti urbanistici, mentre l'adeguamento potesse essere del pari ciò che invece doveva obbligare e impegnare strumenti urbanistici già esistenti. Il fatto è che però nell'ordinamento regionale nostro, nel sistema, nell'architettura, diciamo così, degli strumenti di pianificazione sulla base della legge regionale, proceduralmente la distinzione tra nuovo piano e piano esistente, ripeto, proceduralmente, non è poi una distinzione talmente significativa. Quindi ci siamo trovati in una situazione, rischiavamo di trovarci in una situazione di non farci capire, di attribuire due termini diversi, ma che dietro a questi due termini poi nulla avrebbero richiesto se non praticamente generare confusione, perché, ripeto, non sarebbe stata così netta la distinzione tra adeguamento e conformazione. Abbiamo invece optato per un'altra cosa e abbiamo optato per un ragionamento che ci portasse a dire che si conformano al piano paesaggistico regionale tutti quegli strumenti che applicano e ritengono su un'unità minima territoriale, che è quella del livello del limite territoriale comunale, di applicare tutti i disposti del PPR, del piano paesaggistico, applicare e sviluppare tutti i temi e quindi dare totale applicazione a tutti i disposti del piano paesaggistico regionale. L'adeguamento invece è una fase che precede, che viene consentita al comune, nel mentre io procedo a definire la conformazione. Ci siamo accorti che il procedimento di conformazione è un procedimento complesso, l'abbiamo sperimentato, abbiamo capito già dai primi contatti che avevamo con i comuni e abbiamo compreso che il procedimento di conformazione non poteva concludersi in tempi brevi. Sarebbe stato un assurdo e quindi sarebbe stata una cosa impossibile immaginare di fermare l'adeguamento e l'evoluzione urbanistico dei comuni in attesa che si arrivasse alla vera e propria conformazione al PPR. Oggi come oggi una conformazione al PPR tra un'impostazione, tra la fase che deve interessare la conferenza di servizi e la fase successiva, che è una fase amministrativa che comunque è stata confermata, perché la conformazione si innesca nel sistema di pianificazione attuale, aggiungendosi di fatto nella fase che precede l'adozione. Tutta la parte di conformazione paesaggistica è un momento che precede l'adozione del comune. Quindi fate conto, è come se fosse l'acquisizione di un parere complesso che viene chiesto a Regione e al Ministero per poi andare tranquillamente, ad adottare il piano. Quindi si è optato per distinguere l'adeguamento rispetto alla conformazione per quanto riguarda un lavoro di minore entità e che però non potesse compromettere la conformazione a cui ogni comune è tenuto poi a realizzare. La distinzione normativa però è arrivata, vi dicevo, nel 2020. Prima del 2020 una fase tecnica particolarmente approfondita ci ha obbligato, praticamente obbligati a uscire con delle indicazioni tecniche e metodologiche che poi hanno trovato sede nel sito web della Regione, perché per la procedura di conformazione l'indicazione tecnica metodologica è stata condensata in un documento che abbiamo chiamato scheda per la conformazione, laddove all'interno di questa scheda, e questa ha interessato un po' il 2019, diciamo, perché adesso un mese più, un mese meno, ma mi pare che sia diventata poi visibile e pubblica questa scheda, queste linee guida nella fine del 2019. All'interno di questa scheda per la conformazione ai comuni, ma molto umilmente diciamo anche a noi stessi della Regione, abbiamo dato delle regole sul da fare, ossia quali sono i passi che devono essere seguiti per la formazione del piano, la sequenza poi dei momenti che devono essere approfonditi e il modo in cui noi arriviamo alla fine quindi a documentare l'avvenuta riscontro a tutte le previsioni del piano paesaggistico regionale.
E ci ricordiamo un po' tutti, insomma, che all'entrata in vigore del PPR i commenti erano quelli di un piano eccessivamente oneroso anche sotto il profilo dell'obbligo alla lettura, insomma, la quantità di materiali del PPR in quanto allegati non è una quantità indifferente, ma noi abbiamo sempre difeso un prodotto che è uscito e che si è concluso brillantemente nel 2018, perché le questioni complesse meritano anche approfondimenti di un certo tipo. Quindi se noi abbiamo un volume di elaborazioni all'interno del PPR, comprese quelle tecniche, molto tecniche, innovative, che prima la dottoressa Trecches vi ha illustrato per quanto riguarda l'applicazione del WebGIS, si deve proprio al fatto che la materia, insomma, ha richiesto per la prima volta, e vi ricordo anche poi le esperienze per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica regionale in Italia poi non sono così tante, e quindi ci ha obbligato anche a uscire con delle linee guida. La scheda per la conformazione, ripeto, che trovate sul sito e che immagino, insomma, che alcuni dei soggetti che con noi sono collegati questa sera conoscano già molto bene, perché noi abbiamo avviato dei contatti per quanto riguarda la conformazione con uno dei comuni all'interno dell'ambito di Montagna Leader, che è il comune di Fanna. Ora non voglio definirlo comune apripista, ma in qualche modo con questo comune noi abbiamo sperimentato una prima applicazione delle norme e abbiamo condiviso assieme anche le modalità per lo sviluppo del PPR. E la scheda di conformazione, quindi ripeto, è dalla fine del 2019 che è operativa. Stiamo lavorando alla scheda che guida il procedimento di adeguamento. Non è per aver posto in subordine l'adeguamento, ma è che l'urgenza di dare una risposta alla maggior complessità della conformazione ci ha indotto a lavorarci prima e quindi in qualche modo a uscire. Ma se potessimo parlare in termini di programmazione quasi cinematografica, possiamo dire che la scheda per l'adeguamento è imminente. Ce la stiamo perfezionando, dobbiamo sempre misurarla con la soprintendenza, anche perché all'adeguamento degli strumenti urbanistici provvederà soprattutto la soprintendenza, perché nella indicazione che noi avevamo dato all'inizio, quello che vi avevo accennato un po' all'inizio del mio intervento, quando abbiamo cercato di stabilire, no, quella linea di demarcazione tra conformazione e adeguamento, a quella linea di demarcazione è corrisposta anche un'altra cosa, se potessimo dirla così, una ripartizione dei compiti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre in conformazione noi all'interno della conferenza di servizi troviamo, oltre al comune che convoca la conferenza, sempre anche la soprintendenza o il segretariato del Ministero, alla fine quando poi dobbiamo validare i lavori della conferenza, a gran parte degli strumenti che si adeguano e quindi procedono a allineare delle proposte di variante urbanistica e a garantire che queste proposte di variante urbanistica siano garantiste della non violabilità, diciamo così, del paesaggio. Cioè nel frattempo io propongo una modifica, un ampliamento di una zona edificabile, posso anche modificare un piccolo riassetto puntuale a uno strumento urbanistico vigente, devo assicurare che quella proposta urbanistica non sia né in contrasto né incoerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale. Non solo, ma non deve nemmeno pregiudicare la futura attuazione della conformazione che, come vi dicevo prima, resta comunque un procedimento obbligato. Qui, su questa slide che vediamo, vi riassumo un po', insomma, il carattere, il peso dei due procedimenti. Parlo di diverso approccio progettuale proprio perché è un diverso modo di avvicinarsi al problema e di affrontarlo. Vedete, per la conformazione tutti i temi del PPR devono essere presi in considerazione, tutti disposti e tutti i dispositivi, gli indirizzi sono dispositivi che garantiscono l'integrazione del paesaggio nelle previsioni di pianificazione,
La direttiva chiede allo strumento urbanistico di attuare previsioni del PPR, la prescrizione è il significato della massima cogenza della disposizione, la misura di salvaguardia è una disposizione che potremmo chiamare, non dico residuale, ma comunque limitata e circoscritta a casi di ulteriori contesti. E dopo magari vi spiego un po' di più, insomma, quale potrebbe essere un esempio. Altra cosa che caratterizza la conformazione è dare attuazione e sviluppo a tutte le previsioni, a tutti gli elementi del PPR, quindi nessuno escluso, da tutti gli elementi che attengono alla parte statutaria, quindi beni tutelati e aspetti legati ai morfotipi, che sono quelli aggregati, diciamo, insediativi, e anche quelle unità morfologiche che contraddistinguono il territorio, e poi eventuali altre segnalazioni che il PPR ha rilevato dal punto di vista dell'emergenza storica. Parlando in ambito di Montagna Leader, accenno subito al discorso dei siti UNESCO, ad esempio, no? Le parti strategiche sono quelle invece riferite alle 3 reti: la rete della mobilità lenta, la rete ecologica e la rete dei beni culturali. La parte strategica è la visione di prospettiva e la visione di sintesi della lettura del paesaggio, perché attraverso l'incrocio dell'interpretazione di queste 3 reti noi abbiamo la prospettiva e il valore complessivo territoriale sul territorio. È un po' diversa la cosa, così come viene presentata, per quanto riguarda l'adeguamento. L'adeguamento, come vi dicevo, assicura, quindi garantisce che una nuova previsione urbanistica debba sempre essere allineata col PPR e non debba mai trovare e generare conflitti col PPR. Questa è la distinzione, diciamo, che è emersa e viene fatta corrispondere alle 2 definizioni. E vi aggiungo che in conformazione potremmo avere anche la possibilità che uno strumento urbanistico vigente possa essere conformato senza che all'interno di questo strumento urbanistico vigente il Comune proponga modifiche urbanistiche. Per dire, abbiamo avuto il caso recente, ma insomma abbiamo iniziato anche in avvio, vi citavo il Comune di Fanna. Il Comune di Fanna si presenta come propone la conformazione al paesaggistico, quindi la risposta al PPR, sulla base del piano regolatore vigente. Quindi il piano regolatore vigente avrà degli effetti in termini paesaggistici, ma non contiene alcuna proposta di riassetto urbanistico, cosa che invece troveremo sempre all'interno dell'adeguamento, perché è quello il presupposto per il quale il Comune intende adottare un adeguamento. Allora alla fine quali sono gli strumenti che noi troviamo da una parte obbligati alla conformazione e quali sono gli strumenti che invece sono ripartiti e suddivisi in adeguamento? E velocemente, perché ve l'aveva già anticipato la dottoressa D'Este, ma lo riprendo veramente velocemente, vedete in conformazione strumenti comunali a cui noi solitamente pensiamo sempre realizzati in forma singola, ma nulla vieta che gli strumenti comunali possano essere anche proposti da alcuni comuni con termini. Mi verrebbe da dire, potrebbe essere un'idea quella di vedere dei comuni associati fra loro o per singola vallata, o magari legati da altre interrelazioni funzionali. Parlo sempre di forme di pianificazione associata volontaria. Non abbiamo norme al momento che obblighino amministrazioni locali a proporsi con strumenti obbligatoriamente costruiti in forma associata. Immaginiamo e diciamo, insomma, anche auspichiamo forme di pianificazione associata. Questi strumenti urbanistici comunali possono distinguersi nelle varianti generali, ovvero anche nei nuovi piani, nel momento in cui il Comune intenda mettere da parte un vecchio strumento urbanistico su cui ritiene di dover introdurre sostanziali modifiche, quindi riformarlo nel criterio ispiratore e nei principi, e quindi parliamo di nuovi piani. L'altra categoria che è sempre obbligata a rispettare la conformazione sono i piani di conservazione e sviluppo, che sono quei piani urbanistici
a valenza anche paesaggistica, che attengono gli ambiti dei parchi ad esempio delle Dolomiti. L'adeguamento invece riprende, e all'adeguamento corrispondono tutte le altre categorie di strumenti urbanistici. Noi abbiamo accennato qui, li abbiamo chiamati strumenti comunali con previsioni puntuali. In realtà, per essere specifici per gli addetti ai lavori, noi nominiamo sempre 2 articoli della legge urbanistica. Uno è l'articolo 63 bis, che è la cosiddetta procedura di quelle varianti che, ancorché non varianti generali, ma vengono sottoposte alla verifica della Regione in quanto attengono contenuti che hanno anche interessi regionali. Poi invece l'altro 63 sexies, che è questo articolo che invece contraddistingue l'elenco di tutte le fattispecie delle varianti locali comunali, per capirsi su quelle varianti che, le cosiddette varianti che io dico sono varianti fai da te, vengono adottate in comune e vengono approvate in comune. Quindi la legislazione regionale, o meglio il legislatore regionale, ha ritenuto di non ravvisare interessi regionali all'interno di queste varianti. Dal punto di vista urbanistico. Dal punto di vista paesaggistico, invece, queste varianti vengono presentate, vengono sottoposte a valutazione della soprintendenza territorialmente competente, perché è quella l'amministrazione che è tenuta a dare il parere paesaggistico sulla variante. Seconda categoria, e anche qui in parte l'ambito di Montagna Leader ne è interessato, sono i cosiddetti piani infraregionali. Sono una categoria, è una categoria di pianificazione territoriale che riguarda i consorzi industriali. E la legge riconosce competenza specifica ai consorzi di sviluppo locale industriale. La base di uno dei consorzi, dico base, è in quel di Magnago, presso di voi, e questa pianificazione infraregionale, che per certi versi può essere accomunata, diciamo, anche ogni tanto a dei grossi piani particolareggiati, sottoposta anch'essa a parere paesaggistico, ovviamente nei casi in cui le previsioni nuove dovessero interessare beni tutelati. Chiude la categoria di piani quella dei cosiddetti piani attuativi, che noi chiamiamo piani particolareggiati. Sono i piani, i cosiddetti piani che danno attuazione agli strumenti comunali. Quindi queste sono le 2 categorie che noi abbiamo in qualche modo individuato sulla base di questa distinzione tecnica tra conformazione e adeguamento. Elementi degli strumenti urbanistici comunali. Maggior complessità, dicevamo, nella conformazione, minor peso nell'affrontare il problema paesaggistico con l'adeguamento. Vi ho detto che la conformazione attiene a tutti i contenuti del piano e quindi, riprendendosi un po' i contenuti, gli elementi che sono sempre propri degli strumenti urbanistici, qui un linguaggio da addetti ai lavori, quindi io penso che insomma ci sia qualche professionista che ci sta ascoltando, e a che cosa noi dobbiamo mettere mano nel momento in cui dobbiamo conformarci. Dobbiamo prendere in considerazione lo schema strategico, che è quello elaborato, che così è passato al più alla storia come piano struttura, ordinariamente chiamato piano struttura, che fa parte della componente del piano regolatore non conformativa, cioè il cosiddetto strumento che prefigura la politica di mandato di quel Consiglio Comunale, ed è lo schema in cui si comprendono le traiettorie attraverso le quali poi quel territorio comunale vuole raggiungere i suoi obiettivi. Lo schema strategico, che è l'elaborato grafico, si accompagna sempre di obiettivi e di strategie. Poi c'è la parte operativa, quella che conosciamo come visualizzazione, come le sue norme di attuazione. Perché tutti questi elementi vengono toccati, ritoccati e riformulati in conformazione al piano paesaggistico? Perché all'interno del piano paesaggistico a sua volta ci sono più componenti, ci sono componenti che sono particolarmente cogenti, quindi devono trovare recepimento all'interno della zonizzazione delle norme, quindi sono disposizioni impositive, dicono di dover fare certe cose, ovvero impediscono di farle,
in funzione di tutelare il bene. Lo schema strategico, gli obiettivi e strategie è ciò che invece maggiormente si addice alla visione di prospettiva del paesaggio, cioè praticamente se potessimo un po', anche se il paragone non deve essere preso stretto, però potremmo in qualche modo accomunare la parte strategica, la visione di prospettiva del PPR con quello che è lo schema strategico del piano regolatore. In corrispondenza di questa attività complessa e onnicomprensiva di revisione dell'intero piano, è sempre richiesta una delibera da parte del Consiglio Comunale che deve precedere l'adozione dello strumento urbanistico, con cui il Consiglio Comunale rivede le proprie linee di indirizzo sul territorio. Quindi è una delibera che è prevista già in base a un articolo della legge 5, l'articolo del 63 bis, comma 8. Questa delibera obbligatoriamente va assunta dal Consiglio Comunale prima che questa proposta di conformazione al piano paesaggistico venga portata per l'adozione in Consiglio Comunale. L'adeguamento, per contro, vedete, coinvolge quali elementi del piano? Coinvolge gli elementi del piano interessati dal contenuto della variante urbanistica. Quindi se io modifico una previsione vigente, intendo ampliare una zona residenziale all'interno di una zona, di un ambito tutelato, io quella previsione in ampliamento devo assoggettarla a parere paesaggistico e quindi naturalmente gli elaborati del piano che dovrò rendere oggetto di adeguamento sono quelli interessati specificamente da quella previsione, quindi non necessariamente l'intero piano. Per contro non c'è necessità sistematica di mettere sempre in mano le direttive, perché le direttive se la variante urbanistica non avviene in corrispondenza di modifiche strategiche del piano, quindi può essere una variante urbanistica che riassetta puntualmente il suolo, non richiede al Comune di deliberare nuove direttive. Arriviamo e cerchiamo un momento di arrivare un po' quindi al fisso per quanto riguarda i contenuti. Allora qui io non ho più il confronto diretto tra conformazione e adeguamento, vado un momento a riprendere ciò che possiamo dire maggiormente esploso in quella scheda di conformazione che vi ho citato all'inizio. Io riprendo i punti salienti dal punto di vista della prestazione progettuale che noi richiediamo ai comuni e che i comuni cominciano in qualche modo a sottoporci già dai primi tavoli tecnici. Cerco di andare veloce perché credo che sia il caso. Allora, il primo momento è quello di una analisi attraverso le schede di ambito di paesaggio della, diciamo, lettura che il PPR dà del territorio considerato. La complessità del territorio di Montagna Leader, del GAL di Montagna Leader, è un territorio che ci presenta delle morfologie complesse, ricco di interessi, perché non solo dal punto di vista della presenza di beni, ma tanto per dire, insomma, sono 4 le schede di ambito di paesaggio che trattano la complessità dell'ambito di Montagna Leader. Quindi è a 4 schede di ambito di paesaggio che noi dobbiamo fare riferimento. All'interno di queste schede di ambito di paesaggio noi troviamo la descrizione dell'ambito, però la cosa che interessa soprattutto è il modo in cui noi interpretiamo il territorio. Quindi è essenziale che il Comune si ritrovi nella modalità di interpretazione della scheda per poi a sua volta proporre dal livello locale gli elementi del suo interesse, perché la Regione vede le cose da un certo punto di vista, non si preoccupa, sapendo che poi è l'autonomia locale che deve proporre gli elementi di base a scala comunale, quindi è una lettura che viene fatta a scala strategica regionale. Interessantissima anche la valenza strategica che il PPR dà ai territori montani, e la fotografa non solo nello scheda d'ambito di paesaggio, ma la registra anche in uno degli articoli conclusivi delle norme tecniche di attuazione. Secondo momento è la traduzione all'interno dello strumento urbanistico di ciò che è bene tutelato
con la sua disciplina prescrittiva, ma anche lo sviluppo degli indirizzi e delle direttive. Quindi la prescrizione è, ripeto, la massima cogenza normativa, ma è fondamentale che il Comune non si limiti a trasporre nello strumento urbanistico meramente anche l'indirizzo della direttiva, quasi fotocopiandolo, ma deve trarne il presupposto per uno sviluppo e quindi per una visione in prospettiva. Quindi vincolo i 150 metri laterali ai corsi d'acqua, i 300 metri che circondano i laghi, non possono essere solo elementi di vincolo e che possono essere assunti erroneamente come aree in cui non si può fare nulla o quasi, ma devono al contrario trarre il valore aggiunto e quindi garantire che quel territorio venga posto sempre di più all'attenzione. E sempre all'interno del PPR altri dispositivi, indirizzi, direttive è un'altra cosa fondamentale, obiettivi di qualità, e questo è un dispositivo che non troviamo nei procedimenti, negli strumenti di pianificazione ordinari, viene introdotto come obiettivo che precede, quindi è quella soglia di valore a cui lo strumento urbanistico deve mirare in applicazione agli obiettivi dettati dal PPR. Vi cito le categorie come sottocategorie, sono solo esemplificative queste fra quello che deve essere poi affrontato e lo faccio in riferimento al territorio con cui ci stiamo misurando questa sera. Insomma, accenno alla peculiarità di morfotipi che trovate distinti nelle schede di PPR, i beni tutelati, vi ho detto, i siti UNESCO con l'occasione della presenza del territorio prossimo all'Ivenza e l'altra cosa su cui il PPR conta molto e punta molto, la rigenerazione e il recupero di aree degradate. Questo lo fa non solo presupponendo la finalità di ripristinare delle funzioni perdute, ma anche quello di ricostituire dei veri e propri paesaggi che avevamo perso. Quindi è un'attività. Il segnale è quello di chiudere, mi pare, rapidissimamente, quindi... No, non c'è mai, dottor architetto, la volontà, ma in questo genere di attività ci diamo dei tempi proprio perché... sono veramente in chiusura perché... Perfetto, abbiamo pochi minuti proprio. Sì. Guardi, chiudo allora andando su questo, l'accenno a questi ulteriori contesti, altro contenuto di PPR. Gli ulteriori contesti sono delle aree su cui il PPR ha posto l'attenzione, richiama l'attenzione, proprio perché non essendo state registrate come beni tutelati, comunque ritiene che debbano essere valorizzati per le loro caratteristiche morfologiche. Le 3 reti che cito subito dopo fanno parte del sistema strategico, quindi è un momento di concesso al Comune di massimo sviluppo del tema. Il Comune opera molto più liberamente rispetto a quello che fa nel recepimento di beni tutelati, ma è fondamentale che da queste 3 reti si esca con una sintesi integrata dei contenuti che vengono trattati, proprio per prefigurare il valore aggiunto su quel territorio. Quindi è assolutamente una parte, ed è quello su cui noi spingiamo molto nel momento in cui ci confrontiamo con i comuni. La percezione del paesaggio dal punto di vista del cono visivo e della tutela di questi punti mi pare che sia evidente, forse è una delle prime cose che ci balza all'occhio parlando di paesaggio, e quello che vi dicevo prima, la sintesi integrata delle 3 reti. L'ultima cosa, che è l'ultima veramente, in quanto adeguamento al piano paesaggistico, la modalità tecnica con cui il Comune procede all'adeguamento è una predisposizione di una relazione di coerenza all'interno della quale, attraverso confronti tra quello che il PPR prevede e quello che la variante urbanistica introduce, documenta, commenta e dimostra la effettiva coerenza col PPR. Quindi attraverso una relazione di coerenza semplificata ma non troppo, nel senso che poi gli obiettivi, come vi dicevo prima, sono quelli di non pregiudicare assolutamente nulla in attesa di procedere
alla conformazione, quindi è un documento, un allegato tecnico che viene richiesto sempre in aggiunta. Evito di commentare questa ultima slide a questo punto perché l'ha già fatto la dottoressa Triches quando prima, direi esaurientemente, vi ha parlato di tutto il sistema informatico che sta alla base del PPR e della cosiddetta gestione interscambio dati che sottende tutto il lavoro di rapporto tra la regione e i comuni. Quindi la regione che trasmette al comune è la regione che si aspetta dal comune un arricchimento di informazione a implementare le sue banche dati. Ho finito perché l'ultima slide non serve commentarla, quindi io ho terminato. Grazie a voi. Ma io so che insomma è stato un processo partecipato molto, molto interessante e anche molto lungo, che ha coinvolto tutte le realtà del territorio. Ora non so se veramente il dottor Ciriani voleva dire due parole in chiusura. Io vi ricordo, ora come dire, il tempo è stretto, io non ho visto altre domande, ma ricordo a tutti i partecipanti che ci saranno i prossimi incontri, il prossimo sull'economia del paesaggio è fissato per il prossimo lunedì. E ricordiamo appunto che il sito della regione, i referenti regionali sono a disposizione, ma soprattutto Legambiente, no? Dottor Ciriani, lei ci dice, ci dà anche i riferimenti e si rende disponibile a veicolare quanto più possibile queste informazioni, perché l'obiettivo è costruire delle reti territoriali e di comunicazione importante, no? Avevamo annunciato che era una materia vasta, vastissima, è stato fatto un lavoro enorme da quello che abbiamo capito dai nostri tre relatori e ci aspetta un lavoro ancora più grande d'ora in avanti, un lavoro in cui i territori dovranno esprimersi, soprattutto, come diceva l'architetto Capriotti, in quella parte strategica e suggerire loro, no? Qual è lo sviluppo che prediligono, che ritengono sia da fare, da disegnare per il loro futuro. È chiaro che in un discorso del genere la partecipazione sarà importante e si tratterà di vedere anche quali risorse vengono date su questi processi che sono molto faticosi, perché lunghi, sono defatiganti e necessitano di tempo e risorse, ma questo dovrà andare assieme anche un pochettino alla nostra volontà, alla nostra capacità di collaborare e di imparare anche queste materie, perché oggi ci sentiamo tutti un po' più architetti, pianificatori, per fortuna forse, no? Forse sì, ma ne abbiamo, come si diceva in questi giorni in cui ci sentivamo, no? Ne abbiamo estremamente bisogno. Io penso alle future generazioni, come dicono in tanti. Un bimbo e voglio immaginare per lui un paesaggio così bello come ho avuto l'opportunità di viverlo io. Dottor Ciriani, il tempo lo abbiamo, come dire. Veramente. Ringrazio tutte le partecipanti e tutti i partecipanti. In accordo con Montagna Leader e Legambiente vi invieremo la documentazione presentata, proposta all'evento. Vi invito al prossimo incontro e vi auguro buona serata. Buona serata. C'era forse una ultima domanda che avevano posto. Sì, io non l'ho vista. Adesso la vedo, sì. Grazie. Ecco. È un po' particolare come domanda, eccomi qua. Allora, aspetti, grazie. I comuni possono... Allora, dunque, il piano paesaggistico disciplina essenzialmente orienta la realizzazione di opere e interventi, no? Quindi qui stiamo parlando di attività. Chiaramente nulla impedisce, insomma, di approntare delle tutele ulteriori
ma è un po' fuori dalla gestione delle attività attuative di PPR, ecco, su questo tipo di attività. Per esempio, per gli ambienti naturali da proteggere, bisogna un attimino anche comprendersi su quali ambienti naturali. Siamo dentro siti Natura 2000, abbiamo le misure di conservazione sito specifiche, siamo in aree protette ai sensi della legge 42, le attività, i regolamenti disciplinano anche le attività. È un po' una materia che si sovrappone ad altre, anche con la rete ecologica, eccetera, con competenze un po' diversificate. Ecco, non so se sono stata sufficientemente chiara Però io per... rinnovo l'invito a formulare le domande anche per iscritto, no? Noi ci saremo anche le prossime volte, io ve le trasmetto nel caso e voi potete rispondere puntualmente. Quindi io invito tutti i partecipanti, le partecipanti a inviarmi comunque le loro indicazioni, le loro richieste e io ve le trasmetterò. Bene. Perfetto. Grazie. Grazie davvero, buona serata, grazie a tutti. Arrivederci. A voi.